Cosa ha significato l'arrivo della corrente per la contrada? È stata una rivoluzione perché è come dalla notte al giorno. Una volta si accontentava di quello che era tutti contenti e non era rivalità da più ricco e più povero, erano tutti quasi poveri e allora erano tutti uguali, insomma. Ciao ragazzi, personalmente ho sempre pensato che le contrade della Lessinia non fossero soltanto degli agglomerati di case, piccoli nuclei suggestivi sparsi qua e là con le caratteristiche case fatte con la pietra della Lessinia. Secondo me sono dei veri e propri tesori antropologici, ricchissimi di una cultura materiale che si è sedimentata nel corso dei secoli e che fortunatamente in alcuni di questi borghi continua ad essere portata avanti. Mi trovo a Cenise di Sotto, sono tornato a Cenise di Sotto alle porte di Bosco e Chiesa-Nuova, dove ero già stato qualche tempo fa per documentarvi del bellissimo lavoro di Maddalena, questa bravissima cultrice e coltivatrice appassionata di erbe officinali. Un'attività, la sua, che si integra perfettamente nell'habitat storico di questa contrada, dove nulla sembra essere cambiato. Ma se torniamo indietro esattamente di un secolo fa, qualcosa che invece trasformò radicalmente la vita della piccola comunità che qui viveva accadde e fu un qualcosa che arrivò forse tardivamente rispetto ad altre zone anche della Lessinia, ma da quel momento in poi qui la vita cambiò radicalmente. Renzo, siamo nel 1926. Cosa succede qui a Cenise? Succede che arriva la corrente elettrica dopo secoli o migliaia di anni. Andava a candele, andava a lumini e arriva la corrente elettrica, è stato un evento eccezionale. Qui. Lei ricorda le testimonianze di chi le ha parlato di quell'evento? Certo, sì, la sì, gioia? Sì, che era le lampadine da 25 candele, erano piccole, e pagavano, non c'era il contatore, non era il contatore, e pagavano un tanto per lampadina, 100 lire ogni lampadina. Allora io lasciavo accese giorno e notte perché le costava sempre uguale, sono sempre 100 lire. E dopo arrivai i contatori però, perché io capivo che insomma che spreco. Certo. Dopo qualcuno aveva cambiato le lampadine da 25 e le aveva messe su da 100 o da 50. Cosa ha significato l'arrivo della corrente per la contrada? È stata una rivoluzione perché è come dalla notte al giorno. Adesso quest'anno che festeggiamo i 100 anni dell'arrivo e facciamo festa perché Certo. è un evento da ricordare, insomma. Il grande merito di Renzo, un enorme merito di Renzo e della sua famiglia, è stato quello di essere riuscito in qualche modo a preservarlo, questo piccolo scrigno, questa contrada di Cenise di Sotto, dove lui è nato e dove lui ha sempre vissuto lavorando, facendo l'agricoltore e l'allevatore. E oggi mi ha portato nel suo mondo, mi ha portato in quello che è stato il suo mondo, partendo proprio dal casello che vedete alle mie spalle, dove lui per alcuni anni ha anche prodotto il formaggio ed è una struttura che è rimasta praticamente immutata. Qua siamo nel baito della contrada. Questo qua è il luogo del fuoco, che qua si faceva formaggio. E questa qua è la caldera che si metteva dentro il latte e dopo con la mussa, questa qua che dice la mussa, la veniva a girare sul fuoco qua. Certo. Si scaldava legna. Lei ha fatto in tempo a usarli questi strumenti? Sì. Quindi Sì, l'ha fatto sì, formaggio qua lui? Sì, ho fatto formaggio. E lì dietro invece? Questo qua è per il burro.
il buccio che quando sta in tuffo, fanno così, se sbatte la panna e viene fuori il burro. Questa qua invece è una scrematrice per il latte, la screma, la centrifuga praticamente. Certo. Perché il burro una volta valeva soldi, valeva parecchio. Era l'oro? Sì, non era qua in montagna specialmente, non era olio, non era il grasso del maiale, strutto e basta. Certo. E allora il burro che aveva un prezzo anche, si scambiava anche con la farina, con la polenta su della pianura, era commercio di scambio. Lui ha fatto in tempo a viverlo sta situazione. Sì. Si scambiava anche ai suoi tempi? Sì, sono nato in tempo di guerra, dunque. Ah, certo. Com'era lavorare qua dentro? Era quasi un passatempo perché si faceva con amore le robe una volta. E allora no, non erano pesanti. E per quanto tempo hanno lavorato qua dentro? Ma l'ho fatto per 4-5 anni, più o meno da giovane. Dopo è stato fatto il caseificio qua a Bosco e allora si è smesso i baiti, si è smesso il lavoro dei baiti e si consegnava il latte al caseificio sociale. E qua dentro cos'è che? Il logo del latte? Qua è il logo del latte, sì. Quindi qua veniva portato il latte? E qua aveva messo il latte attorno, queste qua si chiamano le scalere, che vengono appoggiate le mastele e qua il latte si riposava e dopo la fiorava la panna, la parte grassa la fiorava e la veniva con la spannarola, la veniva presa e dopo serviva per fare il burro. Dopo vedi le finestre tutte basse per dare aria, per arieggiare il latte. Cosa provelo a entrare qua dentro? Ah beh, qua hai tanti ricordi di una volta che era un centro di aggregazione il baito, perché sera e mattina venivano tutti i contadini con il secetto di latte e dopo si raccontava le storie, le barzellette, anche qualche bugia, un po' di tutto. Era la vita della contrada? Certo, sì. Ma la voglia di ricordare di Renzo non si è fermata qui. D'accordo la corrente, d'accordo il casello, ma nel 2005 decise anche di aprire, di fondare il Museo della Contrada. Qui dentro sono riportati gli oggetti che raccontano la storia di questa contrada e della sua gente. Qua è tutta la storia della contrada di una volta, che è la storia di tutte le contrade della Lessinia praticamente, perché erano tutte uguali, che erano autosufficienti una volta, si arrangiava a far tutto, era tante le famiglie numerose, allora quelli che aveva passione di lavorare il ferro, quelli che aveva passione di lavorare la pietra, il legno e dopo si aiutava anche a vicenda. Certo. Le contrade erano fatte per stare uniti e per aiutarsi. Dopo qualche brontolone lo faceva anche una volta perché voleva, ma dopo alla fine ne siamo tutti d'accordo. Tutte queste cose qua le avete raccolte in contrada? Sì, quindi tantissime, il 99% della contrada, che dopo neanche ha perso nel corso del tempo, ma la maggior parte insomma si riuscì a conservarle. E qua sopra cosa che è, Renzo? Qua che ancora attrezzature, utensili, che è il banco qua di falegnami con tutte le seghe, le varie seghe, le scalpelli, le trivelle qua per fare i buchi, questi qua per tagliare le piante, i segoni per tagliare le piante nel bosco. Questi sono tutti attrezzi che sono stati usati per secoli, immagino. Ah sì, perché la falegnameria era il lavoro primario quasi qua a Cinise. Ha fatto tanti lavori anche sulla chiesa di Val de Poro, ha fatto i banchi della chiesa, li ha fatti qua a Cinise e tanti altri lavori. Ecco, adesso abbiamo qua un pezzo direi raro, rarissimo, che è il libro di Marco Pezzo,
che racconta la storia di Cimbri, e la prima parte è la storia di Cimbri, dopo il vocabolario cimbro italiano e viceversa. Perché era una lingua parlata prima e resta il primo che ha scritto, insomma, che ha scritto... È una rarità questa. Certo, sì, sì, 763. Mamma mia, ragazzi. Del 50, che sta a San Giovanni Calabria, che resta qua un po' di giorni, l'ha detto messa anche qua in contrada, perché l'era esaurito, l'era passato un periodo dopo della guerra, che erano le donne, le vedove e compagnia bella, che le andava a contare tutte le storie, tutte le disgrazie, e lui se lo sentiva come sue. E allora le andava un po' in depressione, le andava un po' in crisi, che lei la porta qua, che nessuno doveva sapere che lei è qua, tranquillo. Però, quindi era ospite a casa vostra? Sì, sì, sì. Avete mantenuto voi la memoria di questa contrada? Insomma, ad esempio, cercare di fare i custodi il più possibile, di mantenere la storia e i ricordi dei nostri antenati, che ha fatto tanti sacrifici, perché non è che la vita la fosse sempre, certo, sempre rosa. E allora penso che sia giusto conservarlo, insomma. Il museo è aperto alle visite? Sì, 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 è aperto. Del museo privato, però quel che chiede che facciamo vedere volentieri. Perché è giusto non dimenticare, Renzo? Allora, perché una volta che si conservava la vita, si conservava tutto, era il senso di conservazione. Adesso invece che usa e getta, adesso si butta via tutto, perché siamo nell'abbondanza, siamo ne parla essere padroni di tutto. Una volta si accontentava di quello che era tutti contenti, e non era rivalità dal più ricco al più povero, erano tutti quasi poveri, allora erano tutti uguali, insomma. A te che mai, Renzo, eh? Sì, sì, guarda. Sono stato in Francia a imparare. Questo non è un momento che abbiamo scelto a caso, perché dovete sapere, se vogliamo parlare di storia, di memoria, di Tienise di Sotto, che c'è un aspetto che onestamente mi ha sorpreso, che c'era una socialità estremamente vivace, soprattutto negli anni 70, è vero? Era un centro di vita incredibile questo. Direi proprio di sì. La frequentazione della contrada da parte di turisti abituali ha dato vita a un gruppo che ha animato una sagra locale, la sagra dell'Assunta, proprio dedicata al capitello, ma ovviamente ricadente verso il 15 di agosto di ogni anno. E cosa si faceva in questa sagra? Vi erano tutte le attività tradizionali della festa, quindi dal palo della cuccagna, la gara dei sacchi, la campestre con ricchi premi, quindi proprio una podistica ben organizzata con 2 percorsi, ma vi era sicuramente anche animazione, perché concerti con gruppi locali, piuttosto che anche un gruppo che veniva da Rosegaferro, così mi ricorda il mio babbo, perché forse ancora in tenera età il sottoscritto, ma anche i Campagnoli, ecco, benissimo. Ma ricordiamo anche il Puliero, dove ha esordito qui con la barcaccia, la prima di Giulietta Romeo, sì, sul balcone dei miei genitori. Cioè qui, si è esibito qui? Esatto. E non ultimo anche comunque, oltre ovviamente tutta la parte enogastronomica, dal risotto della Bassa, cotechini, bracciole, ferri, polenta a fiumi, diremo oggigiorno, e non parliamo dei liquidi. Vi era anche iniziative per i bambini, quindi la corsa dei sacchi è dedicata a loro, piuttosto che anche il teatrino con i burattini, con effetti speciali, con polvere da sparo, me lo ricordo ancora anch'io. Posso? Certo. Potrebbe tornare questa cosa? È difficile oggi. Parliamo di come si è finita, lo sappiamo tutti, burocrazia, questioni complesse, quindi in fin dei conti ha vissuto la sua epoca.
negli anni 70. Adesso però, dopo un secolo, si festeggia l'evento dell'arrivo della corrente, Infatti, che è una bella ricorrenza. Infatti si troveranno qui presto per celebrare insieme questo momento. Però la fettatrice elettrica, la famiglia ben le fette come le fate Tisetto. Ma Quindi potremmo Sì, stare sì. anche senza corrente. sono d'accordo, sì, sì. stiamo imparando. Però se la manca un'ora adesso, è la fine del mondo. Ormai sì, ormai sì. E allora finché siamo in tempo tai ancora. Sì, dai. Grazie Riccardo, Maddalena, grazie a Renzo. Se passate da queste parti, fate un salto al museo perché loro vi accolgono come hanno accolto me ed è un'esperienza veramente piacevole. Ti guardo perché ho fame. Caspita, abbiamo già rotto tutte le emissioni. Ciao ragazzi, mangiamo dai. Parliamo di cose serie. Ecco. Oh là.